Insoddisfatti e sottopagati, ma più presenti a casa e pronti a cambiare lavoro per la famiglia, la realizzazione personale e la vita privata in generale. Sono questi i principali risultati emersi con la ricerca nazionale firmata MAV. L'Agenzia per il Lavoro parte di V-Group con un campione di oltre 2600 lavoratori italiani. In Veneto solo il 25% dei lavoratori si dichiara pienamente soddisfatta della propria posizione lavorativa e circa il 48% si sente abbastanza apprezzato e stimato. Sul posto di lavoro i dipendenti veneti mettono al primo posto la conquista di uno stipendio adeguato, con una percentuale pari al 77%. Oltre allo stipendio, i lavoratori veneti desiderano anche un bel clima lavorativo, crescita personale, ambiente confortevole in azienda con carichi di lavoro adeguati. Anche l'unione del team di lavoro è un aspetto particolarmente importante per il 48% dei lavoratori di Treviso, ad esempio, e per il 37% di quelli di Verona, mentre lo è di meno per i lavoratori padovani, solo il 29%. A Padova invece conta di più che la sede di lavoro sia vicina a casa. Bassi livelli di stress sono richiesti dal 32% dei lavoratori veneti, con picchi del 34% a Padova e Vicenza. E la carriera è molto importante. Per il 55% degli intervistati veneti, del tutto in linea con la media nazionale, ma paragonata ad altri aspetti personali si classifica al quarto posto, dopo famiglia, realizzazione personale, vita privata. In particolare a Padova conta molto per il 72% del campione, per il 53% dei lavoratori nella provincia di Treviso, per il 60% a Venezia, per il 47%, mentre solo per il 27% a Verona e il 33% a Rovigo. Quindi un dato molto eterogeneo tra le province venete. E poi c'è il tema del cambio di lavoro. I lavoratori veneti che hanno deciso di cambiare lavoro almeno una volta nel corso della vita professionale, il 61%, lo hanno fatto perché non sentivano che il loro contributo veniva riconosciuto, o perché volevano cambiare tipologia di azienda, o perché non soddisfatti delle mansioni assegnate, fine più raramente perché si sentivano sfruttati. A dichiararsi insoddisfatti della scelta compiuta è stato solo il 15% dei lavoratori veneti, quindi gli altri che hanno cambiato lavoro non se ne sono pentiti. Di questa percentuale, tra l'altro, solo il 4% tornerebbe al lavoro precedente. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 31 ottobre 2023. La prima notizia del giorno riguarda lo sviluppo a ostacoli, così scrivono i quotidiani del gruppo Gedi, ma si parla di lavoro, il lavoro che non piace, o meglio che non soddisfa. Infatti solo un veneto su 4 è contento del proprio lavoro, sono i dati della ricerca MAV presentati nell'articolo di Enrico Ferro, del quale vi ho appena letto una serie di estratti. Famiglia e vita privata in cima alle priorità, più della carriera. Il 77% dei veneti chiede uno stipendio adeguato. Ed ora voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Ci spostiamo sul Corriere del Veneto. Maltempo è allarme rosso, ipotesi chiusura delle scuole. La protezione civile scrive ai sindaci, massima allerta nelle zone montane e pedemontane. 8° giorno consecutivo intanto a Venezia con il Mose alzato, spesi 2 milioni di euro, ma evitati i danni, scrive sempre il Corriere del Veneto, per decine di milioni. L'articolo di Alberto Zorzi e Tommaso Moretto. La notizia anche sul Gazzettino di oggi, naturalmente sui quotidiani locali si parla del maltempo, rischio frane e alluvioni, in Veneto i sindaci pronti a far chiudere le scuole, allerta rossa nelle zone montane e pedemontane. Appunto c'è la mappa della regione del Veneto divisa tra zona di allerta rossa nella parte nord, zona di allerta arancione nella parte sud di pianura. L'ANAS blocca la statale Alemagna a Fadalto, Friuli, timore di mareggiate tra Lignano e Grado. L'allerta rossa è iniziata alle ore 14 di ieri e proseguirà fino alla mezzanotte di domani. E invece, di nuovo sul Corriere del Veneto, si parla ancora del terremoto, anzi delle scosse di terremoto che si sono sentite nei giorni scorsi in tutto il Veneto. Avevano epicentro nel Polesine, in provincia di Rovigo,
Trivelle e terremoti aumentano i rischi, Zaia dice no a nuove estrazioni. Il tema appunto è quello delle trivellazioni in Alto Adriatico. Oltre alle dichiarazioni di Zaia c'è Giulio Di Toro, geologo del BO dell'Università di Padova, che sulle pagine del Corriere del Veneto parla di sisma e subsidenza, temi delicati. La terra trema in Polesine proprio nei giorni in cui riprende vita lo spettro di nuove trivellazioni per l'estrazione del gas naturale nel braccio di mare di fronte al delta del Po. E il pensiero corre a Groningen, in Olanda, dove le trivellazioni per il gas hanno innescato una serie di terremoti associati all'estrazione di volumi però molto più grandi di quelli estratti in Italia. Lo ricorda appunto Giulio Di Toro, geologo dell'Università di Padova. Dopo i terremoti in Emilia del 2012 si è discusso a lungo su eventuali legami tra attività di estrazione di olio e gas presso Cavale, vicino agli epicentri. In quel caso tutti gli studi dal 2015 a oggi sembrano averlo escluso. In quell'area c'è un sistema di faglie che, facendo perno su Ferrara, ruota verso sud-est. C'è da chiedersi se sia il caso di procedere con trivellazioni che copriranno solo 8 mesi di forniture di gas per il nostro paese, in un contesto dove dovremmo ridurre il consumo di combustibili fossili. Ma se a volte il nesso fra estrazioni di fluidi e terremoti è di non semplice dimostrazione, quello legato invece alla subsidenza è chiaro. Sarebbe meglio trivellare lontano dalla costa, anche perché alla subsidenza si aggiunge il contributo dell'aumento del livello del mare, 3-4 mm all'anno, per il riscaldamento globale. Il fenomeno della subsidenza è quello dell'abbassamento invece del terreno, che avviene proprio in seguito all'estrazione di gas e di olio. Insomma, vedremo come proseguirà questa vicenda delle trivellazioni. È notizia recente quella di una nuova apertura del governo appunto a nuove estrazioni in Alto Adriatico. La posizione ufficiale della regione, della giunta regionale del Veneto, è quella espressa anche oggi dal presidente Zaia, cioè di contrarietà, anche se questa posizione non ha ancora trovato un'espressione in atti ufficiali. Per ora, insomma, la giunta regionale del Veneto si è adeguata alla linea del governo, richiedendo soltanto, e ottenendolo va detto, un comitato tecnico che studiasse il problema. Vedremo quindi come si concluderà questa vicenda. Nel frattempo, l'ultima notizia di oggi riguarda la Via del Mare. Fra 3 anni collegamento in spiaggia, scrive il Gazzettino Veneto. L'intervento in project financing aggiudicato dalla giunta al consorzio SIS. Zaia parla di opera strategica, critiche invece dal Partito Democratico. In tutto 18,8 km dal nuovo casello di Meolo sulla 4 alla rotonda Frova. Il costruttore introiterà i pedaggi. Il contrario quindi di quello che avviene oggi per la superstrada pedemontana, anche questa realizzata da SIS. Lì però è la regione a introitare i pedaggi e a pagare un canone fisso al concessionario, una forma davvero insolita. Parla anche l'assessore De Berti alle infrastrutture, dice: una volta firmato l'atto di concessione avvieremo i tavoli di confronto con il territorio. La notizia anche sul Corriere del Veneto: SIS costruirà la Via del Mare, 3 anni di cantieri, pedaggi a 2,5 euro. Il territorio fragile e lo sviluppo, scrive il Corriere del Veneto, l'articolo di Martina Zambon. L'opera da 400 milioni al consorzio della Pedemontana, poi si studierà il collegamento con Cavallina, Treporti. Sono previste esenzioni dai pedaggi per i residenti dei comuni attraversati. L'assessora regionale De Berti della Lega dice: l'approvazione è arrivata solo dopo un'attenta analisi di viabilità economica. Matteo Favero del Partito Democratico sottolinea che però le criticità restano. Con una rettifica al tracciato si mette a pagamento una strada gratuita. Infine, i quotidiani del gruppo Gedi: Via del Mare aggiudicata al consorzio SIS, ora la convenzione e poi 3 anni di lavori. La nuova superstrada da 18,6 km sarà realizzata in project financing. Il privato avrà una concessione per 32 anni. Pedaggi di 2,5 euro per le auto, 4,5 euro per i mezzi pesanti. Le esenzioni sono già previste appunto per residenti nei comuni attraversati. La Sodizzaia degli assessori De Berti e Calzavara, opera da 20 anni. Ma c'è sui quotidiani del gruppo Gedi anche la voce dei sindaci, le reazioni nel veneziano. I sindaci chiedono ora
che le opere siano collegate e che ci sia un confronto vero con il territorio, che siano realizzate ovviamente le opere collegate da Meolo a Musile, da Jesolo a San Donà, cittadini, ma attenzione alle nostre necessità. Ebbene, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.